La Sicilia è raccontata come bellezza, come sapore e leggenda, ma soprattutto come femmina. Su questo e su altro si incentra lo spettacolo La Trinacria è femmina, il concerto reading che occuperà nuovamente il palcoscenico del teatro Ambra la Garbatella di Roma da domani e sino a domenica 5 marzo. Lo spettacolo, che ha già riscosso un grande successo la scorsa estate quando è stato eseguito all'interno della Valle dei Templi e la scorsa settimana sempre al teatro Ambra alla Garbatella di Roma, è scritto e diretto dalla regista favarese Elenia Costanza e prodotto insieme all'artista Lorena Vetro, anch'essa favarese. Insieme a loro altre 6 donne che suoneranno. La Trinacria è femmina nasce dalla voglia di raccontare in un modo particolare e a tratti poetico la storia della nostra terra, reinterpretata appunto in chiave femminile. Si partirà semplicemente da una constatazione. Molte parole siciliane sono di genere femminile singolare, tra queste anche alcune che in italiano presentano il genere maschile, uno su tutti il pistacchio, che in siciliano si chiama fastuca. Noi raccontiamo sempre la stessa cosa, la poesia, l'arte, la cucina e soprattutto poi la musica della tradizione. E alla gente piace tanto, i siciliani che sono in giro e che quindi ci vengono a vedere in quanto si parla della loro terra, sebbene siano fuori magari da 30-40 anni, la cosa bella è non tanto sentire i loro complimenti ma sentirsi dire grazie, grazie perché siamo ritornati alle nostre radici. Chi invece non è siciliano si innamora e questo è bello, quando lo senti uscire dal teatro i non siciliani, italiani di Roma, di Firenze, di Milano, ne abbiamo avuti un po' qui a Roma, e li senti uscire canticchiando le nostre musiche o ridendo ancora per, che ne so, una roba sulla Fuitina o sulla guerra o sulla mafia. E quindi è questo, si porta un germe siciliano in giro e questo è molto bello. Tra canzoni, chiacchierate, citazioni di grandi letterati siciliani e racconti di leggende popolari, le donne parleranno dunque a Roma, quella che fu la capitale del mondo, della Trinacria, simbolo di una terra dolce e amara allo stesso tempo, che ha sempre sofferto per i suoi problemi, ma che al tempo stesso ha sempre conquistato, come una femmina di straordinaria bellezza, il cuore di chi l'ha vista. È un onore portare in giro la nostra Sicilia perché si racconta spesso della nostra Sicilia tutto l'aspetto negativo che la caratterizza. Noi cerchiamo di raccontarla e devo dire che uno dei complimenti più belli che abbiamo ricevuto è che a fine spettacolo ci è stato detto che è una dichiarazione d'amore alla nostra terra, quindi questo è il sentimento che si prova a portarla in giro. Un progetto che riempie d'orgoglio Favara, i cui cittadini si possono vantare del talento di queste 2 donne. Avete già in programma qualche altro spettacolo in giro per l'Italia? In teoria sì, per scaramanzia non diciamo dove, però si sta chiedendo molto da nord a sud per questa Sicilia, perché poi grazie a Dio di siciliani in giro per l'Italia e per il mondo ce n'è tanti, quindi si comincia da lì e poi si va avanti.